Ciao dalla Casa delle Farfalle. Oggi vi parlo di il millepiedi più grande del mondo. Questo Archispirostreptus viene dall'Africa orientale, ed è una delle specie più grandi appunto del pianeta. Pensate, può arrivare a misurare 26 centimetri. Come mai è così grande? Essere grandi può servire a diverse cose. Per esempio, se sei un animale velenoso, sei più visibile e quindi sei più riconoscibile e quindi puoi contare di più sulla tua cattiva fama. Forse è proprio quello che succede a questo millepiedi, perché i millepiedi in genere producono sostanze tossiche, alcuni addirittura il cianuro. Sono sostanze tossiche che l'animale emette se viene infastidito. Adesso io non lo sto infastidendo, se no potrebbe buttare fuori questo liquido tossico che per alcune specie di millepiedi può anche essere irritante per gli umani. Una cosa interessante dei millepiedi e la loro tossicità è che hanno osservato alcune scimmie, per esempio in Venezuela, che prendevano alcuni millepiedi giganti, in realtà anche quelli più piccoli sono tossici, infatti alcuni hanno anche dei colori estremamente brillanti per farsi riconoscere. Comunque queste scimmie cebi cappuccini del Venezuela si spalmavano addosso dei millepiedi infastiditi, cioè prendevano i millepiedi, li infastidivano, il millepiedi buttava fuori questa sostanza repellente tossica e i cebi se lo strusciavano addosso. Perché questo comportamento? Ci sono diverse teorie, c'è chi dice che questi millepiedi hanno anche un odore particolare le scimmie magari lo usano come profumo per attrarre i partner, oppure un'altra teoria che trovo più avvincente è che questi millepiedi vengono usati come antiparassitario o come magari insetticida, cioè spalmarselo addosso serve alle scimmie in quel caso per evitare magari le zanzare che vengono appunto allontanate da queste sostanze repellenti. Una recente osservazione fatta sui lemuri del Madagascar invece ha proprio fatto delle riprese in cui si notava un lemure che si strusciava dei millepiedi parzialmente anche masticati, quindi che proprio emettevano queste sostanze tossiche, se la strusciavano nella parte posteriore, in particolare anche nella zona anale. Perché questo? Potrebbe anche essere un sistema per evitare i parassiti intestinali, sono cose che vanno dimostrate. Tuttavia il fatto che in due continenti diversi ci siano degli animali abbastanza simili che li utilizzano un po' allo stesso modo ci fa pensare, sicuramente ci deve essere un motivo adattativo, che probabilmente è proprio quello di eliminare parassiti o allontanare comunque insetti fastidiosi. Questo millepiedi che abbiamo qui alla Casa delle Farfalle è un animale estremamente semplice da allevare, si nutre di frutta e verdura, in natura normalmente mangiano vegetali in decomposizione, quindi sono degli organismi importanti per l'ecosistema della foresta tropicale perché appunto servono a decomporre le piante morte. Ecco, intanto vi ho raccontato questo. L'ultima cosa, si chiamano millepiedi, ma non hanno mille piedi. Un giorno li ho contati tutti. Il millepiedi che ha più piedi in tutto il mondo è una specie che arriva ad averne 750, ma in realtà tutti gli altri ne hanno ben meno. Quindi invece di chiamarlo 285 piedi, continueremo a chiamarlo millepiedi, ma in realtà non ha proprio mille piedi. Grazie per averci seguito, ci vediamo la prossima volta con altre storie, altri animali. Vi ricordo che apriamo il 20 giugno. Ciao!